Una buona giornata, bentrovati, eccoci in diretta, prima edizione in questa domenica 17 agosto, è ancora in corso il fine settimana, il weekend di Ferragosto, quindi molte persone sono ancora in vacanza, da domani in qualche maniera si riprenderà, ma sappiamo che ormai il Ferragosto non sancisce più la fine delle vacanze, quindi ci saranno molte persone che dovranno ancora rientrare a casa, anche se oggi naturalmente è prevista una giornata di rientri, parziali di rientri, per cui ci sarà traffico sulle nostre strade. Saremo con la cronaca naturalmente in questa giornata, andremo a sentire una serie di aggiornamenti su fatti di cronaca che hanno contraddistinto questa settimana davvero gravata da molti fatti tragici che hanno riguardato in parte dei bambini, infortuni sul lavoro, incidenti stradali, lo sappiamo. Andiamo a vedere la prima pagina dell'home page del Gazzettino che in realtà parte dall'allerta ad Aviano, allarme spionaggio russo alla base americana, il giallo dei roghi nei boschi attorno e della donna fotografa. Il Gazzettino fa un focus su questo tema con misure di sicurezza che già erano state rafforzate dopo gli alert internazionali. E poi la notizia che ha fatto ieri sera velocemente il giro d'Italia, la morte a 89 anni di Pippo Baudo, storico presentatore della televisione pubblica della RAI, il dolore dell'ex moglie Katia Ricciarelli, attorno a lui non aveva le persone giuste, ha detto la Ricciarelli, spero di ritrovarlo un giorno. E poi naturalmente c'è il commiato, il dolore di tutti quei VIP, ma non solo, anche persone comuni, e di tutti i legami che con il Veneto e la Marca trevigiana aveva Pippo Baudo. Venezia, scontrino in piazza San Marco, la denuncia del blogger, 2 caffè, 2 birre e 4 bibite, 81 euro. La prossima volta mi porto il termos, l'ennesimo episodio di questo genere segnalato da turisti, in questo caso un blogger addirittura nella città lagunare, tutto sommato che non sorprendono più. Allora, questo intanto un primo abbozzo di quello che c'è sul Gazzettino, poi vedremo altre testate. Noi allora partiamo da quella che è l'aggiornamento sulla morte del piccolo Carlo Panizzo avvenuta lunedì scorso a Cavallino Tre Porti. In settimana ci sarà il conferimento dell'incarico per l'autopsia sul corpo del piccolo di 6 anni annegato davanti alla spiaggia di Ca' Pasquali. Intanto la mamma ha affisso al campanello di casa un messaggio e attraverso i giornalisti che poi danno voce naturalmente alla notizia ha voluto ringraziare tutti quelli che si stanno adoperando per sostenerla in questo momento tragico. Vorrei ringraziare tutte le persone che in questi giorni di dolore immenso mi stanno dimostrando affetto, vicinanza e solidarietà. Ogni messaggio, ogni telefonata, ogni gesto, piccolo o grande, mi aiuta a trovare le forze per affrontare questo vuoto che non si può colmare. Inizia con queste righe il messaggio che mamma Dana affida ai giornalisti, un foglio bianco incollato sotto il campanello di casa, poche frasi che rompono il silenzio seguito alla morte lunedì nelle acque di Cavallino Tre Porti del suo bambino, il piccolo Carlo Panizzo, 6 anni appena compiuti. Rivolta a chi sta cercando di aiutarla, Dana prosegue. Le vostre parole, le vostre preghiere e la vostra generosità sono il sostegno che mi permette di alzarmi ogni mattina e provare a continuare a vivere nonostante il dolore straziante. Grazie a chi sta donando, a chi sta scrivendo, a chi mi sta accanto. Altre dichiarazioni non ci saranno, conclude il messaggio, firmato semplicemente la mamma di Carlo. È un'atmosfera sospesa quella calata su Roncade dopo la tragedia di Cavallino. Nei prossimi giorni la Procura della Repubblica di Venezia, che sull'annegamento del bimbo ha aperto un fascicolo, conferirà formalmente l'incarico per l'autopsia e per questo i tempi per la celebrazione del funerale si allungheranno. Le parrocchie di Biancade, Roncade e Vaglio hanno ricordato Carlo nell'ultimo foglietto parrocchiale stilato per la festa dell'Assunzione, citando Dostoevskij e l'interrogativo a cui il principe Mishkin non sa rispondere: perché, signore, i bambini muoiono? Si esprime la solidarietà della comunità ai familiari.
Silvana Zago, che fin dalla sua nascita dava una mano a mamma Dana nella gestione di Carlo, quando lei era al lavoro, per il bambino era diventata una nonna, lo ricorda l'ultimo giorno di scuola materna, quando era andata a prenderlo. Mi diceva nonna Silvana, io non sono pronto per andare alla scuola primaria, ma dai, io le dicevo, Carlo, vedrai che dopo là ti insegnano anche a scrivere. No nonna, non sono pronto ancora. Allora vuoi rimanere ancora qua alla scuola, all'asilo? E lui mi diceva sì, perché io qua so fare i disegni e ho tutti i miei amici. Questo è stato l'ultimo giorno e me lo porterò sempre nel cuore, perché per me Carlo è un angelo. L'ho visto nascere da quando era piccolo e fino al 31, quando ho sentito la notizia. Io non riesco a dormire alla notte. Penso alla sua mamma, al suo papà e basta. Diceva un bambino molto buono. Tanto buono, un bambino che non l'ho mai visto fare i capricci, anzi lui mi prendeva, mi abbracciava, si coccolava, cioè mi dava tanta gioia, era tanto caro. Mi sento ancora le manine qua quando mi stringeva, così. Che idea si è fatta su quel che è successo? È un destino, perché la mamma, una mamma brava, attenta, che era morbosa e anche il papà, un papà attento anche lui quando aveva i suoi bambini, un papà bravissimo, e io penso solo il destino. Io ho incontrato la mamma, non ci siamo dette niente, solo un grande e lungo abbraccio, silenzioso, basta, non ho avuto il coraggio, non ci siamo proprio, penso che là ci siamo dette tutto, in quell'abbraccio c'è stato tutto. Immagino Carlo in cielo, non vestito da angelo, conclude nonna Silvana, ma con gli abiti che portava tutti i giorni e soprattutto con il suo sorriso. Però mi fa male il cuore quando penso a lui. Mi fa male. Non è stata questa l'unica tragedia che ha interessato un bambino questa settimana. Sul lago di Molveno c'è stato il caso del piccolo Mia, 11 anni, di Mestre, il bimbo che è entrato in acqua, non è più riemerso ed è stato ritrovato ormai in fin di vita. Le ultime toccanti immagini del ragazzino prima della scomparsa raccolte dalla nostra Anna Maria Parisi. Qui al primo piano di via Montegrappa 3 a Mestre, dove abitava il piccolo Mia Samad, annegato nel lago di Molveno, il tempo si è fermato. Noi abbiamo incontrato la famiglia, la mamma che non mangia da giorni, non si dà pace e piange senza sosta. La mamma, Akhtar Sumaya, 32 anni, non smette mai di piangere dal giorno della tragedia, quando il suo primogenito Miha, 11 anni, è stato trovato privo di vita in Trentino, alla vigilia di Ferragosto, tra le acque del lago, dove erano andati in gita con tutta la famiglia. È lì che gli ha scattato queste foto. Mia non voleva, timido e riservato, non gli piaceva mettersi in posa, ma la mamma aveva insistito. Sono delle semplici foto ricordo, gli aveva detto. Mai avrebbe pensato che sarebbero stati gli ultimi istanti di vita del suo amatissimo primogenito. Poco prima tutti e quattro, Mia, 11 anni, con il fratellino di 8, la mamma e il papà Abu Bakar, 38 anni, erano usciti al largo su questo pattino per poi rientrare tutti e quattro poco dopo. Scesi dal pattino, la mamma si era allontanata soltanto un attimo, il tempo di andare d'urgenza alla toilette, affidando Mia a una conoscente, già circondata dai cuginetti da altri bambini. Ma dopo nemmeno un paio di minuti al suo rientro il bimbo non c'era più. Sparito nel nulla, senza che nessuno dei piccoli che giocavano accanto a lui, vicino alla battigia, sapesse dire come. Per quasi 2 ore le ricerche si sono concentrate a terra tra la speranza e l'angoscia. Poi i soccorritori hanno esplorato il fondale del Molveno e lì hanno trovato il corpo senza vita di Mia, che anche oggi si trova presso l'ospedale trentino con il papà, che distrutto dal dolore sta ultimando le pratiche per riportare il piccolo feretro a casa a Mestre in attesa del nulla osta della magistratura.
e la cuginetta Nafisa, che in arabo significa preziosa, di 14 anni, giunta a Mestre con tutta la famiglia dalle Marche insieme ad altri parenti arrivati dal Friuli con lo zio Abdul Samad, a raccontarci per il tramite della mamma di Mia cos'è accaduto esattamente quel giorno, mentre qui a casa di Mia anche la nostra troupe di fronte a tanto strazio ha potuto soltanto stringersi in silenzio accanto a questa famiglia con un abbraccio discreto nel rispetto del loro dolore davanti a una perdita così crudele. E poi c'è il dolore dell'intera comunità bengalese per la morte di questo bimbo di 11 anni in circostanze che dovevano essere naturalmente di gioia e di svago. Sayed Kamerul, tra i portavoce della comunità bengalese veneziana, è stato tra i primi a essere informato della tragedia accaduta al piccolo Mia a ridosso della sua scomparsa. Erano circa le 16 di quel maledetto pomeriggio quando, per una casualità, aveva chiamato proprio l'autista della corriera dove viaggiava la famiglia Samad, la prima delle 3 complessive che avevano portato sul Molveno circa 150 passeggeri da Mestre, tutti di origine bengalese. Quando ho chiamato io, lui me l'ha detto la prima notizia che non trovavano un bambino, però loro, quelli che partono da Mestre e Marghera, maggior parte prendono questo pullman dove noi abbiamo organizzato con i nostri, perché conoscono tutti quanti, maggior parte che vanno con loro. Sayed esprime il cordoglio più sentito parlando a nome di tutta la comunità veneziana, ma non soltanto. Vicinanza alla famiglia e solidarietà in questo momento di immensa tristezza. Una comunità unita nel lutto, dice, che cerca conforto davanti a una perdita così straziante. A me dispiace per la famiglia, per la comunità, che è un bambino così piccolo, 11-12 anni, e quando perde una famiglia tipo un bambino, guarda che dolore, come si sentono mamma, come si sentono papà. Io come un genitore mi sento anche questo dolore perché conosco da anni. E ieri nel corso dei nostri telegiornali vi avevamo dato conto anche del drammatico incidente di Arzignano la sera di Ferragosto. Nello scontro tra 2 moto e un'auto era morto un ragazzo di appena 16 anni di Montorso, Mattia Cardascia. Purtroppo è notizia di queste ultime ore, andiamo sul sito del Corriere del Veneto, che sono 2 i ragazzi che purtroppo non ce l'hanno fatta, perché oltre a Mattia Cardascia, residente a Montorso, è morto anche un altro giovanissimo, un altro sedicenne che era con lui e che era appunto gravissimo nelle ore successive all'incidente. Si tratta di Giulio Pizzolato. Entrambi questi ragazzi si sono spenti in ospedale. Ferito ma non in pericolo di vita a quanto pare un terzo ragazzo. La ricostruzione che sta emergendo di questo incidente è che la vettura abbia improvvisamente invaso la corsia di marcia opposta, centrando in pieno le 2 moto. Il 50enne alla guida dell'auto che avrebbe causato l'incidente è stato arrestato per omicidio stradale. Questo è il resoconto di questa tragedia enorme per queste famiglie che si è verificata ad Arzignano. Dalle strade ci vengono altre notizie in queste ore. Sono state ore di numerosi interventi per quanto riguarda i vigili del fuoco. Il primo a San Zenone degli Ezzelini alle 2 del mattino. Siamo a Carainati per una fuoriuscita autonoma. Ferita una ragazza che è uscita con le proprie gambe fortunatamente dall'abitacolo, è stata presa in carico dal personale del SUEM 118 di Bassano del Grappa e trasportata in ambulanza per i controlli del caso. La squadra dei vigili del fuoco proveniente dal distaccamento di Castelfranco Veneto ha provveduto a mettere in sicurezza la scena, la vedete, dell'intervento, con la vettura che si è ribaltata tra la carreggiata e il ciglio stradale. Per fortuna appunto per questa giovane non ci sono state conseguenze gravi. Sul posto naturalmente anche i carabinieri di Asolo per tutti i rilievi. E ad Altavilla Vicentina alle 21:30 invece sempre i vigili del fuoco erano dovuti intervenire sulla regionale 11
per l'uscita autonoma di un'altra macchina. Cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine. La Panda, la vedete, guidata da un 60enne, è uscita di strada senza per fortuna coinvolgere altri veicoli che transitavano nella corsia opposta, andando a scontrarsi contro un albero. La prima partenza dei vigili del fuoco, arrivata dalla centrale con un'autopompa e 5 operatori, ha estratto dall'abitacolo l'uomo insieme ai sanitari del 118, messo in sicurezza la macchina. Naturalmente il ferito è stato trasportato al San Bortolo. Anche qui i rilievi della polizia locale del Consorzio Terre del Retrone. Non è finita, perché poi uno dei più gravi incidenti è avvenuto invece alle 9:10 di stamattina. Siamo a Villorba, in via Roma, quindi sulla Pontebana, fuoriuscita autonoma di un'autovettura che ha impattato, la vedete, contro un palo, incendiandosi. I vigili del fuoco, che sono arrivati dal comando di via Santa Barbara, hanno prima spento l'incendio evitando la sua propagazione con questo caldo, con questo gran caldo, col secco di questi giorni, naturalmente alla vegetazione vicina al palo stesso. E poi il palo è stato messo in sicurezza grazie all'autoscala, perché era pericolante naturalmente in seguito all'impatto. Lievemente ferito il conducente, che è stato anche lui affidato al personale del suo M118 per quanto riguarda i rilievi, in questo caso i carabinieri. Per quanto riguarda il Vicentino, che è stato funestato, l'avete sentito prima, dalle 2 morti dei giovanissimi coinvolti nell'incidente di Arzignano, c'è stato anche un incidente mortale sul lavoro nelle scorse ore. Un pensionato di 67 anni è morto a Isola Vicentina, travolto dalla piattaforma mobile mentre era intento a tagliare rami in una zona boschiva. La dinamica e le cause sono da accertare, si indaga naturalmente da parte di ispettori dello Spisal, carabinieri e vigili del fuoco. Stava dando una mano a tagliare i rami nella zona boschiva in prossimità del Capanno da Caccia, nella frazione di Torreselle di Isola Vicentina, quando secondo le prime ricostruzioni sarebbe caduto rimanendo travolto da una piattaforma mobile per cause al vaglio delle forze dell'ordine che dalla mattinata sono impegnate ad eseguire i rilievi sul posto. Dinamica tutta da accertare. Sullo scenario dell'emergenza accorsa tempestivamente la squadra di soccorso del SUEM, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto carabinieri, Spisal, vigili del fuoco per cercare di ricostruire il tragico incidente in cui ha perso la vita il 67enne Renato Chilese. È un'immensa tragedia questa. Tra l'altro conoscevo molto bene Renato e abbiamo avuto modo di conoscerlo anche di più durante la scorsa alluvione, quindi oggi insomma ci stringiamo attorno ai familiari. Adesso ci sono tutte le autorità di competenza che stanno capendo cosa è successo e quindi dobbiamo attendere di capire cosa veramente sia successo. Tragedia che ha colpito tutta la comunità che si stringe attorno alla famiglia. È un amico da tanto tempo e poi abbiamo avuto modo di conoscerlo durante l'alluvione dello scorso maggio. Lui è stato una delle 600 famiglie colpite. Questa dunque l'avete sentita, la ricostruzione di quello che è successo. Vigili del fuoco operativi per interventi di diverso tipo. A poco più di mezzanotte a Padova il comando proprio della città capoluogo è intervenuto per soccorrere una persona che aveva bisogno di cure mediche in un edificio al 7° piano. Essenziale l'intervento di 7 operatori e l'uso dell'autoscala, vedete l'immagine, perché il coordinamento tra le sale operative di Vigili del Fuoco e Metro Tram si è reso necessario per lo stacco della linea di alta tensione, così che è stata utilizzata, come vedete, l'autoscala
scala, la porta era chiusa, i pompieri hanno utilizzato la scala per accedere all'appartamento perché sono dovuti entrare da una finestra, hanno stabilizzato insieme agli operatori del SUEM 118 la persona ferita che poi è stata portata in ospedale. Naturalmente vedete un intervento particolarmente impegnativo che ha tuttavia permesso il soccorso di questa persona che necessitava di cure mediche. Torniamo alla cronaca di queste ore. Violenta rissa la notte scorsa in una sala slot di Zero Branco nel Trevigiano. Un 28enne è stato accoltellato ma se la caverà, è miracolosamente vivo di fatto. Notte movimentata che poteva finire in tragedia, quella a Zero Branco, dove una rissa scoppiata all'interno della sala slot Las Vegas City è terminata con un accoltellamento. È successo attorno alle 4:30 di notte. All'improvviso la lite tra alcuni avventori è degenerata. Ad avere la peggio un ragazzo italiano di 28 anni, colpito da varie coltellate durante una colluttazione con 2 uomini stranieri, pare tutti alterati da sostanze alcoliche o di altro genere. Non sarebbe stata la prima volta che i 3 si trovavano a discutere, ma questa volta, pare ancora per motivi estremamente futili, la rissa sarebbe degenerata con un assalto all'arma bianca. Il giovane, trasportato in ambulanza del SUEM 118 all'ospedale Cafoncello di Treviso, ha riportato soltanto ferite superficiali ad un braccio, una gamba ed una spalla ed è stato dimesso già nella tarda mattinata. Sul posto sono intervenuti immediatamente anche i carabinieri che hanno fermato 2 persone ritenute coinvolte nell'accoltellamento. Entrambi sono stati identificati e le loro posizioni sono ora al vaglio degli inquirenti che stanno ancora esaminando tutti i filmati delle videocamere di sorveglianza, sia quelle interne che esterne al locale. L'episodio ha seminato paura tra i presenti, ma non ha avuto conseguenze più gravi, anche se rimane aperto il tema che con troppa frequenza si ripropone, ovvero quello di andare in giro armati di coltello. Non solo gli adulti purtroppo, ma spesso e volentieri anche i ragazzi, addirittura minorenni. È la storia che ci arriva da Castelcucco con un 14enne minacciato con un coltello alla gola sulla porta di casa, pensate, da 4 coetanei di seconda generazione con cui non voleva più avere nulla a che fare. Così ci ha raccontato la mamma che ha denunciato il fatto ai carabinieri e ci ha detto inaccettabile dover vivere con la paura che gli accada qualcosa. Hanno suonato il campanello e volevano che mio figlio uscisse di casa con la scusa di fare 2 parole eccetera, e la loro intenzione era effettivamente quella di minacciarlo, ovviamente in tasca. Dopo è saltato fuori un coltello. Nel mentre facevano questo l'hanno pure ripreso con il telefono. A parlare la mamma del 14enne che a Castelcucco è stato minacciato in casa da 4 ragazzi coetanei o di poco più grandi, tutti minorenni, che stando al suo racconto gli avrebbero puntato un coltello alla gola. La mamma era a fare la spesa, il gruppetto, tutti residenti nei comuni vicini, non si è fatto scrupolo di saltare la recinzione pur di aggredire il 14enne. Poi sono scappati venendo identificati in un parco poco lontano dai carabinieri, allertati sempre dalla mamma della vittima. Ragazzi che non hanno paura di niente, dice, tutti di seconda generazione. Mio figlio sì, li conosce, io era già da 4-5 mesi che l'avevo tirato via appunto insomma non volevo che uscisse più con determinate persone e basta, gli avevo fatto anche cambiare numero di telefono. Sono venuti per minacciarlo dicendo devi chiedere scusa a questo, devi chiedere scusa a quello. Cioè, questi ragazzini qua sono nella loro testa sono i re della strada praticamente. Le famiglie dei baby bulli, tutti tra i 14 e i 16 anni, non si sono fatte vive. In un caso hanno anche cercato di minimizzare, si sarà trattato di un gioco, hanno cercato di spiegare i genitori di uno di loro. Se magari fossi riuscita a parlare anche con i genitori e a spiegare la situazione, probabilmente magari avremmo, non dico trovato una soluzione, però almeno fargli capire, guardate che i vostri figli vanno in giro a fare queste cose. Cioè io, se mio figlio fa una roba del genere, per quanto poco, un provvedimento lo prendo. Dell'episodio è stato informato anche il sindaco Paolo Mares. Non è la prima volta che a Castelcucco accadono fatti del genere. Di recente, tra l'altro, dei ragazzi sono entrati e hanno imbrattato anche la scuola media. Di fatto è una situazione purtroppo che si sta evolvendo sempre peggio anche nei comuni piccoli come i nostri, dove di fatto in passato questo tipo di questioni assolutamente non esistevano. Per noi è inimmaginabile che un ragazzo arrivi, esca
vada a far festa con un coltellino in tasca. Non è nella nostra mentalità, non è nel nostro DNA, per cui evidentemente c'è da fare un grosso lavoro, ovviamente con i ragazzi, ma anche e soprattutto, oserei dire, con le famiglie. Vivere così, cioè esci di casa, cioè tuo figlio ti esce di casa, non sai neanche se ti torna o se ti torna intero. Cioè no, non va bene, cioè qua ci vogliono dei provvedimenti, cioè sia da parte dei genitori, da parte anche della legge stessa. Questa è la testimonianza, l'avete sentita, di questa mamma. Andiamo sul Corriere del Veneto, perché c'è stata con un post sui social questa mattina la denuncia invece del sindaco di Martellago, Andrea Saccarola, notte di incendi nel comune, a fuoco un'auto e una statua della Madonna. Appello social del sindaco, abbiamo le telecamere, i responsabili si costituiscano, roghi nel paese e danni alle vetture parcheggiate. Il primo cittadino fa un post per invitare gli autori a farsi avanti, gesto vile, con la videosorveglianza dice risolveremo in fretta, come a dire vi troveremo in ogni caso, è meglio se vi fate avanti. Potrebbe anche trattarsi di qualche banda di giovani, ma non è detto, andremo a vedere poi come proseguirà. In ogni caso l'appello del sindaco è presentarsi e autodenunciarsi. Le fiamme sono scoppiate verso le 2 del mattino di questa notte appena trascorsa, tra sabato 16 e domenica 17, distruggendo appunto la macchina, la statua della Madonna, quindi c'è anche l'offesa a questo simbolo religioso naturalmente. A Campocroce adesso, zona turistica sul Monte Grappa, una donna in stato di alterazione si è arrampicata sul palo del tendone vicino alla Malga, minacciando di gettarsi nel vuoto. Sul posto pompieri, carabinieri e SUEM. Mattinata di passione a Campocroce sul Monte Grappa, dove una donna in evidente stato di alterazione si è arrampicata sul palone di sostegno del tendone che sorge nei prati, vicino alla Malga. Salita molto in alto, la donna non è riuscita a scendere e ha minacciato di lanciarsi nel vuoto e i presenti hanno chiamato i soccorsi. Sul posto, già affollato da escursionisti e visitatori del massiccio, sono arrivati i carabinieri e il SUEM, mentre i pompieri si sono posizionati con un telo ai piedi del palo nel caso in cui l'esagitata avesse perso la presa. Alla fine, dopo lunghe trattative e molto clamore, la donna è scesa a terra e ha abbracciato i suoi soccorritori. Sul Grappa, lo sappiamo, da settimane c'è la questione delle puntine gettate a terra per bucare le ruote delle biciclette che vanno su e giù per le strade della montagna, colpito anche lo scrittore Paolo Malaguti. Anche il noto scrittore Paolo Malaguti, ciclista amatoriale innamorato delle nostre montagne tra la storia e il paesaggio che tanto ha narrato nei suoi libri, è stato vittima del puntiratore selvaggio, un singolo soggetto o più individui che negli ultimi tempi si stanno accanendo contro i ciclisti che soprattutto nei fine settimana affrontano la salita sino a Cima Grappa, gettando sull'asfalto puntine in metallo, un gesto a dir poco sconsiderato che rischia davvero di mettere a repentaglio la vita di chi affronta la montagna sulla due ruote, come conferma lo stesso Malaguti, che abbiamo raggiunto telefonicamente per farci raccontare la sua disavventura. Ero impegnato nella salita della Giardino verso Cima Grappa e più o meno all'altezza di Camol la ruota anteriore ha beccato una puntina, quindi per fortuna ero in salita e quindi sono riuscito a fermarmi senza problemi. Fossi stato in discesa sarebbe stato indubbiamente molto più pericoloso. Certo, anche perché queste persone o questa persona non si rendono conto davvero della pericolosità del gesto. Oppure se ne rendono conto e lo fanno lo stesso. Queste azioni scellerate in realtà vanno a minare non solo i ciclisti, ma tutto il territorio montano. Se iniziano a girare queste voci, chi sale in montagna sceglie altre montagne, chi sa che quella strada è una strada nella quale puoi restare a piedi va da altre parti e purtroppo non solo chi sale in bici. Quindi il tutto si traduce come onda lunga in un danno anche economico per tutti gli operatori del turismo del territorio. Lei cosa si sentirebbe di dire se trovasse davanti questa persona?
o queste persone? Vabbè, intanto gli presenterei il conto della camera d'aria del copertone, però ecco, al di là di quello, diciamo, da insegnante proverei a fare un ragionamento lungo e credo difficile, visto che mi pare una persona scarsamente abituata al ragionamento, sul fatto che un territorio complesso come il Grappa ha tanti attori, ha tante persone che hanno il diritto di viverci, quindi non è la strada migliore per risolvere i problemi. Rimaniamo in zona, nell'Alta Marca, per i controlli sui camion con multe per quasi 5.000 euro combinate in questi giorni. In azione il servizio associato di polizia locale Asolo, Fonte Maser. Obiettivo: monitorare le norme sul trasporto, le velocità tenute, i tempi di guida e di riposo dei conducenti degli autoveicoli, elementi che incidono sulla sicurezza stradale. Nello specifico sono stati controllati 3 tir e riscontrate 3 violazioni per superamento della durata del periodo di guida, 2 violazioni inerenti i periodi di riposo che o non venivano iniziati o non completati nei termini stabiliti dalla legge, procurando naturalmente all'autista, al conducente, una stanchezza che poteva rivelarsi pericolosa. Il tema autovelox adesso, perché a settembre parte il censimento dei dispositivi presenti nel territorio. Per tanti sindaci della Marca, in questo caso, si tratta di un modo per perdere ancora tempo. Non si scioglie infatti il nodo centrale, quello tra omologazione e approvazione, che ha portato, lo sapete, nei mesi scorsi a una valanga di ricorsi. Io lo valuto come un allungamento dei tempi. È da oltre un anno che siamo fermi e adesso arriva questo censimento. Non ne capisco sinceramente il senso, quando la questione è definire che cos'è autorizzato e definire soprattutto come si può omologare uno strumento. Lì è. Si aspettavano una parola definitiva i sindaci della Marca su un tema tanto sensibile come quello degli autovelox, e invece da Roma, dal Ministero di Matteo Salvini, è arrivata solo la certezza di un censimento dei dispositivi utilizzati sul territorio nazionale, censimento che inizierà a settembre. Insomma, non si scioglie il nodo tra autovelox omologati e autovelox approvati, distinzione che ha provocato ricorsi a valanga. Per i comuni una spada di Damocle che ha costretto tanti sindaci a sospendere l'uso in via cautelativa. Vogliono fare questo censimento, mi sarei aspettato perlomeno che insieme al decreto ci fosse stato anche già l'allegato per fare questo censimento e non dover aspettare ulteriori settimane per poterlo fare. Speriamo che i tempi veramente corrano poi, perché non se ne può più. Nella nota del Ministero si dice che il censimento fornirà una prima mappatura del fenomeno autovelox, ma soprattutto si afferma che non saranno tollerati dispositivi fuori norma o utili più a fare cassa che prevenzione. Parole, quelle del Dicastero del vice premier Salvini, che hanno fatto sobbalzare diversi sindaci sulla sedia. Per questo dicevo al Ministro, non che venga a Breda naturalmente, ma venga nei nostri territori a capire, anche quando ci dice che facciamo cassa, venga a vedere. Noi a Breda sanzioni amministrative 60-70 mila euro all'anno è niente, quindi noi non facciamo cassa, noi facciamo attività di prevenzione. Ovvio che stacchiamo delle sanzioni, ma le stacchiamo nei confronti di chi non rispetta le regole. Partiamo da questo presupposto. Sullo sfondo lo stillicidio di incidenti anche letali che il nuovo codice della strada sembra non aver arrestato a Breda e in tutta la provincia. Il bollettino è quotidiano, noi veniamo riconosciuti come la provincia con il più alto tasso di mortalità, non solo di incidentalità, e anche questo è una situazione che è molto grave di per sé. Per questo dico, ridateci la possibilità di utilizzare gli autovelox, che ripeto non risolvono al 100% il problema, ma aiutano, e poi troviamo altre modalità per poter arrivare a una drastica riduzione. Chiaramente sensibilizzazione, informazione, tutto quello che è utile lo faremo, ci mancherebbe altro. E la sicurezza stradale riguarda anche la prossima notizia, perché ieri, per le piogge che sono arrivate in montagna nelle scorse ore, che hanno dato anche un pochino di refrigerio in pianura, è stata nuovamente chiusa la statale 51 di Alemagna all'altezza di Pontevenco. Siamo a San Vito di Cadore per la nota frana. L'annuncio è stato dato in serata da ANAS, che aveva appunto fatto sapere che la 51 sarebbe rimasta chiusa durante la notte
appunto all'altezza di Ponte Venco a seguito dell'innesco di una colata detritica avvenuto in serata, colata che si è fermata prima di raggiungere il nuovo argine realizzato a monte della strada. La riapertura alla viabilità era prevista alle prime ore di questa mattina e così è stato, e dunque la 51 è regolarmente aperta in una giornata, lo abbiamo detto, che può portare anche parecchio traffico per i rientri dal fine settimana di Ferragosto. E sono trascorsi 2 mesi invece, era il 15 giugno scorso, dalla frana, dalla colata detritica di Cancia di Borca di Cadore, colata proveniente dall'Antelao a seguito di un violento temporale. Migliaia di metri cubi di materiale che hanno invaso la frazione. Abbiamo fatto il punto sulle condizioni della frazione cadorina con il primo cittadino Bortolo Sala. Sindaco, 2 mesi esatti da quella notte drammatica che ha travolto la frazione di Cancia, qual è la situazione attuale? Sì, attualmente noi abbiamo dato incarico a una ditta di ripulire il paese, abbiamo avuto un sostegno fondamentale della protezione civile e dei vigili del fuoco che nell'immediatezza dei fatti sono intervenuti per più di una settimana, insomma hanno fatto un gran bel lavoro. Per il resto abbiamo prodotto con un incarico nostro, con un debito fuori bilancio però sanabile, e quindi adesso i lavori praticamente di rimozione delle ghiaie sono conclusi. Abbiamo segnalato naturalmente al Dipartimento della Protezione Civile i danni che abbiamo subito, che ammontano grosso modo poco più di 500.000 euro per il comune di Borca. Ecco, la provincia ha inviato invece una propria richiesta di 12 milioni di danni sia alla Regione del Veneto che al Dipartimento della Protezione Civile nazionale, e questo anche perché quelle famose griglie costruite a monte sono state travolte dalla frana dell'Antelao. Sì, in parte sì. Alcune opere sono state danneggiate e quindi vanno ripristinate ed è un bel costo. Si tratta di gabbionate, di opere di sbarramento e di questa natura. Poi una parte della richiesta che è stata fatta riguarda la rimozione delle ghiaie e la rimessa in pristino di un minimo di sicurezza per il paese. Quindi le vasche in contenimento sono state svuotate e naturalmente sono operazioni che costano. Poi resta sempre, come dire, in bilico anche il destino di chi ha la casa che sta proprio nel canale di scivolamento di questa frana. C'è questo problema della frazione di Cancia che è lì da secoli con questa spada di Damocle sopra la testa. Adesso riattiveremo un tavolo di consultazione che avevamo precedentemente per avanzare anche delle proposte di soluzione non assoluta, perché la sicurezza assoluta non esiste, ma di soluzione che mettano più tranquilli gli abitanti della frazione. C'è qualcuno che vorrebbe andare via o che accetterebbe delle proposte? Sì, qualcuno, ho già una segnalazione di uno che è disponibile a andare via di là. Naturalmente bisogna trovare un'area adatta che non sia in zona classificata come pericolosa, e questo è possibile. Naturalmente si tratta sempre di trovare i giusti indennizzi, insomma, per chi deve andare via. Indennizzare i costi di costruzione sarebbe una strada possibile a mio avviso. Montagna, lo sappiamo che può riservare dei tragici avvenimenti, dei tragici infortuni. Sono ancora in corso le indagini della Procura di Aosta, in questo caso sulla tragedia costata la vita alla 36enne padovana Alexandra Gheorghe, morta con l'alpinista pisano Marco Stagi mentre scendeva dalla vetta del Castore sul massiccio appunto del Monte Rosa. Il ricordo del presidente del CAI di Padova di cui era socia. Mi ha sconvolto tutti noi. Guardi, veramente una cosa che ha preso il cuore. Non ha parole Gianfranco Munari, presidente del CAI di Padova. Alexandra Gheorghe la ricorda bene. Socia del 2020, la 36enne lo scorso inverno aveva frequentato un corso di sci alpinismo di livello A2 per esperti e lui le aveva consegnato il diploma. Una promessa gli avevano spiegato i soci del club alpinistico più numeroso del Triveneto. Alexandra aveva una grande passione per lo sport e per la montagna, una passione che l'ha tradita in Valle d'Aosta, nel massiccio del Monte
Monterosa. Era salita il 13 agosto con un compagno, il pisano Marco Stagi, con cui stava scalando la cresta del Castore, 4.225 metri. Stava scendendo quando i due alpinisti esperti sono stati traditi dal maltempo e hanno perso la via. L'allarme è stato lanciato dal fidanzato di Alexandra, che non l'aveva vista rientrare. I corpi dei due sono stati recuperati dal soccorso alpino valdostano grazie al dispositivo satellitare della 36enne. Ingegnere informatico, da qualche tempo viveva a Ponte di Brenta. Una grande passione per i viaggi e per lo sport per Alexandra, donna innamorata della vita che ben sapeva che la montagna è bella e pericolosa. E il rischio zero non esiste in montagna, non esiste nemmeno nell'escursionismo. Aveva fatto brutto tempo, era cambiato il tempo lassù, eccetera, e forse ha sottovalutato questo rischio. Magari lei si sentiva forte in roccia, eccetera, però la cresta del Castore, io la ricordo, è una crestina un po' delicata, eccetera. In Valle d'Aosta proseguono le indagini sulla dinamica del tragico incidente. Non è ancora stata fissata la data dei funerali. Ora ci spostiamo in provincia di Udine, a Gemona, per l'omicidio davvero che ha sconvolto l'opinione pubblica nelle scorse settimane. Lorena Venier sarà interrogata di nuovo dal pubblico ministero che cerca riscontri alla confessione della donna che si è autoaccusata di aver ucciso il figlio e di averlo fatto a pezzi dopo l'omicidio con la complicità della nuora. Mercoledì è previsto il nuovo interrogatorio. Mancano ancora il risultato degli esami tossicologici e quelli dei rilievi eseguiti dai RIS nella villetta di Gemona e sul bidone in cui era stipato il corpo fatto a pezzi da Alessandro Venier, prima che gli inquirenti abbiano un quadro completo della scena e delle modalità del delitto, da confrontare con la confessione resa da Lorena Venier, la mamma della vittima, che ha raccontato tutto al PM e al giudice. Ma quel tutto va verificato, anche perché di mezzo c'è la nuora Meilin Castro Monsalvo, accusata di averle chiesto di uccidere Alessandro e di aver commesso l'omicidio insieme a lei, ma che ancora non ne ha parlato con nessuno. Alla luce dei fatti non può essere un caso che il sostituto procuratore Giorgio Milillo, titolare del fascicolo, voglia di nuovo interrogare Lorena dopo l'autopsia e le ispezioni dei RIS nella casa di Via dei Lotti. L'interrogatorio è programmato per mercoledì. Molto probabilmente dagli esami sono emersi dati che mettono in dubbio o necessitano di spiegazione rispetto al racconto di Lorena. L'autopsia non è stata in grado di chiarire con certezza se Meilin ha davvero strangolato il compagno con 2 lacci di scarpe. Ci sono discordanze tra i consulenti. Il patologo della procura, Francesca Sinopoli, avrebbe indicato nello strangolamento la causa dell'arresto cardiaco che ha provocato il decesso, ma gli esperti della difesa sostengono che non ci siano segni evidenti sul collo. Allora, come è stato ucciso Alessandro è tutto da chiarire, così come non si è capito con quale utensile è stato sezionato il corpo della vittima prima di essere infilato nel bidone e ricoperto di calce viva. Lorena ha parlato di un coltello, poi di un seghetto per tagliare le ossa. Tagli precisi e puliti fanno pensare ad una mano esperta, ma anche all'uso di un altro oggetto, un macete acquistato online. Per quanto riguarda Meilin, la giovane colombiana continua a mantenere la bocca cucita, si interessa della bambina ma non parla dei fatti della villetta di Gemona, ha chiesto che la figlia venga affidata ai suoi genitori, pronti a raggiungere il Friuli per occuparsene. Si attende su questa richiesta la risposta del Tribunale dei minori. Per il momento la bimba rimane in affido ai servizi sociali del comune di Gemona. Ci sarebbe anche una famiglia friulana disposta ad ospitare i parenti di Meilin. E a Mira invece si sono vissuti attimi di paura, sequestra l'ex e i figli, arrestato un 37enne di origini straniere. Un uomo di 37 anni di origine straniera, residente a Mira, è stato arrestato dai carabinieri perché accusato di maltrattamenti nei confronti dell'ex compagna. Già da aprile era sottoposto al divieto di avvicinamento, ma lo aveva violato più volte. Prima sequestrando la donna e i figli, minacciandola di morte, poi presentandosi a casa della madre di lei nei giorni scorsi e danneggiando l'auto della vittima. Per questo la magistratura per lui ha disposto la custodia cautelare in carcere. Episodio questo che ha scosso profondamente la comunità di Mira, con i ringraziamenti al contempo del primo cittadino all'operato degli uomini dell'Arma. Perché ancora una volta sono state tempestive, hanno sicuramente
messo mano a una situazione impegnativa, difficile, e per quanto ci riguarda come comunità, che condanniamo sotto tutti i punti di vista, è una vergogna. È sempre il sindaco Dori a ricordare quali le misure adottate concretamente sul territorio per proteggere le donne e tentare di prevenire episodi così gravi. Noi a Mira abbiamo anche aperto anni fa uno sportello antiviolenza, ormai sono passati 8 anni, e che poi è diventato anche un punto di riferimento per tutta la Riviera del Brenta, e vi posso garantire che sono state tante le segnalazioni che hanno permesso anche di prevenire casi come questo. Quindi io dico sempre anche a chi ci ascolta, esiste un numero di telefono sempre operativo che è il 1522, se avete paura per voi stesse o per i vostri cari, chiamatelo, perché un operatore vi risponderà e vi potrà dare una prima assistenza. Parliamo adesso di furti, terzo colpo in poco più di 2 mesi della banda delle bici, che è tornata a 15 giorni di distanza dal primo furto in un'azienda di Villafranca Padovana, portandone via altre 10. Un furto fotocopia, finestra laterale forzata nel cuore della notte, circa le 3:30. Ladri che entrano in azione e si portano via 10 bici da corsa, il cui valore è ancora in corso di quantificazione. È il secondo assalto in 2 settimane alla Zero Light, azienda specializzata di Villafranca Padovana. Nella notte tra il 30 e il 31 luglio le bici rubate erano state 5. La scorsa notte i banditi hanno raddoppiato il bottino. Come via di fuga hanno scelto la provinciale che porta verso il centro di Villafranca e poi va verso Piazzola sul Brenta. È il secondo colpo nel giro di 2 settimane ai danni di questa azienda. Una banda abilissima che, caricate le bici, probabilmente raggiunge direttamente il confine con il prezioso bottino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Padova, che hanno avviato le indagini e acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell'impresa e da quelle del comune. Non unica azienda presa di mira nel Padovano. A giugno i ladri di biciclette da corsa erano tornati a colpire per la terza volta in poco più di un anno il negozio Benato di Rovolon. Andiamo a vedere il sito di Treviso Today, che dà una brutta notizia, una triste notizia. Morto Danilo Furlanetto. Dopo lo sfratto aveva vissuto in auto con 5 cani e una gatta. Lutto a San Biagio di Callalta per la scomparsa del 59enne originario di Fiera, malato da tempo. A gennaio la sua storia, che vi avevamo raccontato anche noi di Antenna 3, era diventata virale dopo essere finito a vivere in auto con 5 cani e una gatta. Aiutato dal comune, non è riuscito a salvarsi dalla malattia. Infatti Treviso Today richiama a questo perché l'uomo aveva bisogno di un alloggio anche per riuscire a ospitare i suoi cani e la sua gatta. Era purtroppo malato, aveva fatto un post sui social di recente: mi stanno riassestando mentre io credevo di stare per schiantarmi al capolinea, ero proprio messo male. Aveva scritto lunedì scorso dall'ospedale di Treviso. Purtroppo la malattia ha poi preso una piega diversa, se n'è andato e adesso c'è chi sta accudendo i suoi animali. Andiamo a Castelfranco adesso per la storia di un ambientalista che si è visto arrivare una multa da 120 euro. Il verbale parla di incuria del proprio giardino, ma lui replica: lo faccio per le api, e dice è una ripicca politica. Lei la pagherà questa multa? No, nel senso che poi come ho i miei nemici ho anche i miei amici. Giovanni Colombo è un ambientalista, militante attivo, storico nel partito Europa Verde e molto conosciuto a Castelfranco, dove vive, per le sue battaglie politiche e non solo. Qualche giorno fa si è visto recapitare a casa un verbale da 120 euro per incuria e degrado del suo giardino, in particolare per una siepe di ligustro non potata che ostruirebbe il passaggio e richiamerebbe zanzare. Questa siepe qua è una siepe che fa una grossa fioritura che è già passata adesso, quindi io lascio la siepe e non la taglio finché non sia finita la fioritura e poi chiamo il giardiniere. Secondo me è un problema più politico che altro. Io sono un ambientalista, sono dei Verdi, consigliere nazionale, e evidentemente sono le elezioni, bisogna pure attaccare.
Un problema inesistente, secondo Colombo, rispetto a tutti quelli che ha la città, e le api, che vanno difese e protette, devono poter utilizzare i fiori durante l'estate. Ho capito, qualcuno verrà preso e ferito dal ramoscello, non lo so, insomma. No, e siccome insomma le api servono, l'ambiente servirebbe anche, sono i condomini che probabilmente ce l'hanno con me, anche perché ho sempre fatto una battaglia contro, hanno tagliato tutto quello che era tagliabile, hanno fatto i condomini, e sicuramente a chi ha interesse, cioè non è che faccia troppo piacere questa mia posizione sul consumo di suolo e sulla cementificazione. Poi quando esce la venale siamo allagati, qui gli scarichi non ci sono, cioè si cammina sull'acqua quando piove tanto qua. Le zanzare poi non sono legate alla siepe. Ci dicono ma però la siepe aumenta le zanzare. No, le zanzare aumentano perché soprattutto sui sottovasi, e quindi ci sono più nei condomini che tengono fiori giustamente, se non tolgono l'acqua poi... Quella della difesa dell'ambiente resta una battaglia totale che Colombo continuerà. Che difendere l'ambiente e difendere anche l'umanità. Insomma, se la gente, io ho 79 anni, cioè non lo faccio per me, la difesa dell'ambiente e della salute, perché vanno di pari passo, e cioè, se vogliono mangiare plastica nel futuro, respirare cemento, mangiare malta, no, e dopo mangiare plastica dentro i pesci, facciano pure. Questa è la posizione dunque. Allora noi ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, torneremo tra poco, parleremo di elezioni regionali e molto altro con gli ospiti che mi raggiungeranno in studio, Dimitri Coin per la Lega, Barbara De Nardi per il Partito Democratico. Ritorniamo in diretta da studio per questa nostra ultima parte di prima edizione di oggi, domenica 17 agosto, va in ferie tutto tranne diciamo la politica o quantomeno per le elezioni regionali se ne vedono di tutti i colori, è un'estate di fatto di campagna elettorale per il centro-sinistra già avviata col candidato Giovanni Manildo, per il centrodestra stiamo ancora attendendo il nome del candidato presidente. Allora io saluto e ringrazio Barbara De Nardi del Partito Democratico, buongiorno. Grazie a voi per l'invito. Qui con noi in studio, Dimitri Coin, segretario provinciale della Lega Trevigiana, benvenuto e buongiorno. Allora partirei da Barbara, candidata già deciso in lista per il Partito Democratico, che ha avviato la sua campagna per primo, di fatto con tutto il centrosinistra, con la coalizione di centrosinistra, perché lì c'è già il nome di un candidato che ha già cominciato a stare tra la gente, incontrare persone, insomma vediamo vari contesti in cui si sta spostando Giovanni Manildo, poi vedremo anche un servizio che abbiamo preparato ieri sul tema della sanità, che vede Manildo intervenire in particolare sull'esclusione delle visite per i NEI, melanomi eccetera dai LEA, dai livelli essenziali di prestazione. Allora Barbara, facciamo un po' il punto dal vostro punto di vista, naturalmente anche sconfinando necessariamente in territorio rivale, su questa campagna e sull'avvicinamento a queste elezioni di cui non conosciamo peraltro ancora la data, ma insomma si dice, no? Siamo tra la metà e la fine di novembre, ecco, quelle dovrebbero essere le date. Il centrosinistra, come è appena stato detto, ha già individuato il suo candidato presidente, il Partito Democratico ha chiuso anche le liste di quelli che saranno i candidati consiglieri. Io continuo a dire saranno perché tecnicamente finché non abbiamo una data, non abbiamo l'indizione dei comizi, come tecnicamente si dice, non è neanche possibile avere dei candidati perché non si possono formalizzare le candidature. La coalizione di centrosinistra è la più ampia che a memoria si ricordi, insomma da quando almeno questo è il sistema elettorale per le regionali, è stata realizzata, insomma costruita con un lungo lavoro in queste settimane, in questi mesi, e direi che è anche non solo il segnale dell'ampiezza della coalizione, ma anche i tempi largamente in anticipo rispetto alle scadenze burocratiche sono il segnale di quanto importante sia stato il lavoro fatto e di quanto solida sia stata la costruzione intorno a Giovanni, che è una persona di assoluto riferimento, è stato sindaco di Treviso, un amministratore noto, un professionista che si è dedicato nella sua vita
anche a tematiche ambientali. Negli ultimi anni come avvocato si è molto speso anche per un tema molto importante per le amministrazioni locali come le comunità energetiche, quindi insomma contiamo di poter continuare in queste settimane a lavorare anche sotto il solleone. È soddisfatta di come è partita questa campagna per il centro-sinistra? Assolutamente, io ho visto negli anni scelte di candidati arrivati all'ultimo momento con difficoltà, magari anche con grandi mugugni da parte della coalizione o con coalizioni che si sono rotte. Questa volta assolutamente il percorso è lineare e tranquillo e ci dà grande soddisfazione. Ecco, per cui voi siete soddisfatti. Dimitri Coin, c'è un titolo in onda, La lunga estate del centrodestra, no? Che arriverà a settembre a quanto pare, perché tutti ci dicono che prima di settembre non avremo il nome del Presidente, anche se lei è stato un pochino critico su questo, lei, non solo lei, perché più di un esponente ha detto attenzione, 2 mesi, un periodo troppo ristretto poi per proporre al territorio un candidato, per farlo conoscere ai cittadini e anche per correre come candidati consiglieri. Beh, assolutamente, intanto buongiorno a tutti di nuovo. È chiaro che sì, perché alla fine ci sono delle scelte che sono tecniche nell'indizione dei comizi, nella fissazione della data per le elezioni, però ci sono anche delle motivazioni politiche di mera e semplice campagna elettorale. I consiglieri devono farsi una campagna elettorale e quindi avere almeno già chiara la data delle elezioni è un qualcosa che ti permette di programmarla. È una campagna elettorale che sicuramente è la più cruenta per i partiti perché si corre con le preferenze e quindi ci sono scontri che, come abbiamo visto anche nelle passate elezioni regionali, sono assolutamente cruenti e lasciano strascichi e fratture anche all'interno delle singole componenti politiche, e quindi mettere in condizione i consiglieri di potersi organizzare è un qualcosa di assolutamente importante, ma direi di più, metterli anche in condizione di sapere chi è il candidato, perché alla fine questo ancora non si sa. Noi come Lega siamo una componente politica che ha governato questa regione negli ultimi 15 anni. Gli uscenti sono assolutamente numerosi tra lista Zaia e lista Lega in provincia di Treviso, e se si dovesse correre solamente con la lista della Lega non ci sarebbe nemmeno spazio per tutti. Sono orgoglioso che nella provincia della quale io ho l'onore di essere il segretario siano stati fatti anche dei dibattiti interni promossi da segretari e da sindaci per fare delle analisi ben precise rispetto a queste situazioni, dove sono emerse tante tematiche, tra cui anche delle valutazioni politiche rispetto anche a una eventuale lista del Presidente. E quindi li ringrazio anche pubblicamente per questa iniziativa che, ripeto, si è svolta solo a Treviso. Ciò dimostra che il dibattito politico anche in seno alla Lega nella nostra provincia è quello più vivace di tutti. Ecco, però questi spunti che sono arrivati dalla base, dai sindaci, dai militanti, sono stati presi in considerazione oppure no? Ma io penso che poi alla fine chi deve fare le scelte farà le scelte nel modo migliore possibile, perché sia ben chiaro ai livelli più alti quali sono le situazioni reali. Quello che ritengo importante è comunque che siano state fatte delle valutazioni, che siano state condivisa una consapevolezza che è quella che parte dalle elezioni passate del 2020, dove la lista Zaia fa quasi il 45%, la lista della Lega fa il 16%, assieme si fa il 61%, e quindi il principio di base era quello: perché disperdere un patrimonio di consenso così ampio, partendo anche dal presupposto che comunque una lista del Presidente, che ora non può più essere candidato, Luca Zaia all'epoca, è una lista che è in grado di catalizzare consenso in maniera ben più ampia di quella della Lega, nonostante sia composta da elementi che erano tutti militanti della Lega. De Nardi, voi temete la lista Zaia? No. Noi facciamo la nostra campagna elettorale, ragioniamo con il nostro elettorato, abbiamo già iniziato a parlare di temi, detto prima la sanità, ma mi vengono in mente i trasporti, il tema della casa,
i giovani, il problema che sul comparto industriale creeranno i dazi imposti dagli Stati Uniti. Sono tantissimi i ragionamenti che sono da fare. Ovviamente il centrodestra si organizza come meglio ritiene, come meglio crede. L'unica cosa, il ragionamento sulla data delle elezioni a mio avviso non riguarda solo i candidati, riguarda anche l'elettorato, certo, che ha diritto di sapere quanto prima, anche fossero a fine novembre, a metà sì, entro il 23 comunque di novembre, comunque fossero anche più in là dei 45 giorni canonici, ha il diritto di sapere qual è l'orizzonte temporale con il quale andava a votare, anche perché lo stiamo vedendo, credo soprattutto nei territori, tanti ragionamenti devono anche essere letti e tante attività e tanti impegni vanno letti anche in un'ottica preelettorale in questo momento, quindi anche l'elettore quando sente determinati discorsi o vede determinate cose può capire se stiamo in un ambito di normalità o se siamo in un ambito di competizione già elettorale anche se non fissata. Tra l'altro Flavio Tosi, proprio ai nostri microfoni, ha fatto un ragionamento che molto, molto sincero, mettiamola così, però insomma lui ha detto con tutto rispetto il centrosinistra deve scegliere un candidato, noi dobbiamo scegliere il presidente. Ma io penso che la riflessione che è appena stata fatta rispetto all'elettorato sia centrale rispetto a tutto questo ed era l'elemento assolutamente conseguente rispetto alla riflessione che ho fatto prima, perché più si aspetta, più si tergiversa. Alla fine abbiamo visto che nelle ultime tornate elettorali l'elemento che più è balzato agli occhi è stato l'assenteismo. Noi siamo in una regione dove il centrodestra con un'affluenza normale vince probabilmente, non dico indipendentemente dal candidato, ma insomma con una buona rosa di candidati è in grado comunque di vincere perché la regione è orientata politicamente in quella direzione. Però attenzione a non sottovalutare l'affluenza alle urne, perché un elettorato che alla fine si indispettisce può davvero far emergere tutte le sorprese del caso. Per cui sì, la Flavio Tosi io la prendo anche come una battuta, ma io non sarei così leggero nelle affermazioni, perché alla fine è sempre l'elettore che decide e se tu lo indisponi tra andarsene a fare un giro, magari se è una bella giornata da qualche parte o andare a votare, magari ci pensa anche. Senta, due domande con risposte le chiedo veloci prima di vedere un servizio. Allora, Marco Della Pietra in queste ultime ore se ne è uscito con una proposta, di fatto ha detto lista Zaia, non solo leghisti dentro. Patrimonio di tutti questa lista Zaia, di tutto il centrodestra. La vedrebbe aperta anche a esponenti di altre forze? Luca Zaia è un militante della Lega. Se sono sempre stati militanti della Lega si facciano una lista Meloni? Dov'è il problema? Senta, tavolo del centrodestra, abbiamo una scadenza, abbiamo una data per il nuovo tavolo? Si va a settembre. Sono segretario provinciale di Treviso, che non è propriamente l'ultima provincia d'Italia, perché mi sembra che per molti anni sia stata la provincia più leghista d'Italia. Nelle ultime elezioni ci giocavamo e con il nostro grande disappunto Vicenza aveva qualche decimo di punto in più di noi. Non so nulla, non mi vergogno a dirlo, non so nulla e non credo neanche sia normale. Ecco, esatto, a questo volevo arrivare. Non è felice di non sapere nulla, mi pare di capire. Beh, basta guardare l'espressione. Andiamo a vedere un'altra espressione, quella di Roberto Marcato, che ieri, andiamo a vedere un servizio, ha annunciato di fatto una pausa di riflessione. Pronto a tutto, anche al ritiro, ha detto, non firmerò cambiali in bianco. Andiamo a vedere e poi commentiamo. Si mi mette una cavara. Il programma è Viva Roma Capitale. Voi capite che io faccio leggermente fatica a rimanere in una compagine. L'unico parole che ho è il Veneto, è il popolo veneto. Altri non ne ho mai avuti. Figuriamoci se firmo cambiali in bianco, non le firmavo neanche una volta. Sui social, complice il Ferragosto, ha annunciato una pausa di riflessione Roberto Bulldog Marcato, che ospite della nostra prima edizione non esclude proprio nulla. All'orizzonte la scadenza delle regionali, nel presente un centrodestra quanto mai in difficoltà sia nella tattica che nella strategia. Nel caso in cui non le piacesse il candidato presidente, lei è pronto anche al ritiro?
Ma io sono pronto a fare un sacco di cose. Leghista rimarrò fino alla fine. Io ho avuto una tessera nella mia vita, è stata quella della Lega, e morirò leghista, insomma, ecco. Non morirò democristiano come molti altri. Il leghista si può fare anche in altre liste? Il leghista si può fare ovunque, ma stiamo scherzando. Cioè, il leghista è un sentire, il leghista è una condizione d'essere. Lo puoi fare ovunque. Insomma, tutte le possibilità sono contemplate da mister Preferenza, di fatto l'uomo più votato in Lega dopo Zaia, amato dal popolo, meno forse dal partito. Nel direttivo regionale della Lega io ho certezza che ci sono, e anche fuori dal direttivo regionale, insomma, fra qualche dirigente c'è questa volontà di non candidarmi perché sono... addirittura qualcuno perché siccome ho preso tante preferenze toglierei il posto a qualcun altro. Messaggi interni ed esterni si sprecano, con Marcato che continua a sognare un candidato leghista profondamente veneto, ma non per questo pone un veto totale su un nome meloniano, uno in particolare. Per capacità di amministrare e per il fatto che conosce bene la regione, di Fratelli d'Italia, Elena Donazan è sicuramente un amministratore o un'amministratrice, come vogliamo dire, di assoluto livello. L'altro fronte riguarda la proposta di Giampaolo Gobbo, maturata nell'ultimo direttivo della Lega, di escludere dalla prossima corsa chi ha cambiato casacca nel corso della legislatura, richiesta indirizzata a tutti gli alleati. Nel mirino transfughi ed espulsi, tra questi Fabrizio Boron, oggi consigliere regionale in Forza Italia. Sono stato espulso senza motivazione e non mi ricordo nella mia espulsione di aver ricevuto né una telefonata né un messaggio di dispiacere né dalla parte di Luca Zaia né dalla parte di Giampaolo Gobbo, anzi si sono girati dall'altra parte e di certo io non pongo limiti alla mia vita e non do il diritto di porre limiti alla mia vita né a Luca Zaia né a Giampaolo Gobbo. Dimitri Coin. Cosa dovrei commentare? Ma non so, veda lei. Allora, intanto questo malcontento. Chi non deve la sua vita a Luca Zaia e a Giampaolo Gobbo magari può tornare a fare quello che faceva prima, non è che sia una medicina salvavita quella di fare politica. È vero che non si deve la vita a nessuno, però che qualcuno ci abbia, che chi ci ha preceduto ci abbia proposto come noi dobbiamo la nostra esistenza ai nostri genitori, in politica c'è anche chi ti ha individuato per delle capacità, per dell'integrità morale o per delle competenze specifiche e che ti ha poi dato la possibilità di esprimerti. Bravo tu che ti sei espresso facendo bene il tuo lavoro e stando attento a quelle che sono le esigenze dei cittadini, ma rinnegare è un qualcosa che va ben oltre, ecco. Rispetto alle altre affermazioni, le ricollego a questo, tutti possiamo fermarci. Anche Roberto Marcato? Ma tutti, anche mister Preferenze? Ma non c'entra niente mister Preferenze o non mister Preferenze. In altre circostanze lo sono stati Franco Manzato, in altre ancora lo sono stati Federico Caner. Cioè ogni elezione ha il suo mister Preferenze. Non è che questo sia un elemento divino che decreta che tu sei il migliore di tutti. In squadra, in tutti si fa tutti e nella squadra c'è la necessità di tutti. Luis Enrique ha lasciato fuori Donnarumma, il portiere della nazionale italiana, probabilmente uno dei portieri più forti del mondo, perché evidentemente creava degli scompigli. Io credo che Roberto Marcato, con le capacità che ha, con la capacità comunicativa che ha di relazionarsi con le persone, con la capacità che ha anche di prendere voti, perché in questa fase noi abbiamo la necessità anche di prendere voti, e con l'esperienza che ha accumulato, sia un elemento che in lista debba starci in maniera assoluta, non lo metto minimamente in discussione, così come non metto in discussione la presenza in lista, se dovessi essere io a decidere, di tutti quegli elementi che hanno queste caratteristiche. Faccio alcuni nomi, da Ciambetti a Caner, piuttosto che la Manuela Lanzarin, l'assessore al bilancio di Jesolo, Calzavara, la Elisa De Berti, ce ne sono molti altri in giro per il Veneto che hanno la capacità, che dovrebbero non solo essere i candidati, ma che hanno la capacità anche di fare il presidente della regione, perché conoscono le macchine amministrative, perché hanno tutte quelle caratteristiche. Contemporaneamente ci sono anche altre figure tipo Mario Conte, che ha una capacità di attrarre consensi, una capacità empatica di comunicare con le persone, amministrativa, che la sta dimostrando a Treviso. Lo stesso Alberto Stefani, che è il segretario regionale, è stato sindaco di Borgorico piuttosto che presidente di commissione. Cioè alla Lega i candidati non mancano.
Basta semplicemente fissare una data, trovarli, far quadrato e capire come correre. E poi la cosa più importante è tracciare la linea amministrativa, di programma, delle priorità che rispetto agli ultimi 15 anni l'evoluzione del tempo le determina in maniera differente, e mettere sul piatto per parlare ai cittadini e dirgli votateci, perché noi abbiamo tutte queste persone che possono portare avanti questo percorso per arrivare all'obiettivo. Molto più rilassante avere già il nome del candidato presidente, sì. No? Come vede? Una volta tanto. Ma sono io che sono focoso di mio. Come mi sto tenendo. Per fortuna, esatto. E come vede dal suo punto di vista quello che accade nel centrodestra? Sicuramente in un modo un po' particolare. Io sono assessore a Vittorio Veneto e insomma il segretario qui sa benissimo che cosa è successo in campo avverso alle elezioni amministrative l'anno scorso, con direi più la deflagrazione del centrodestra in quel caso, perché c'erano brandelli sparsi ovunque, di centrodestra e quindi non so se questa sarà una lezione, quella vittoriese, che servirà anche al centrodestra per tenere una maggiore compattezza rispetto a quello che è successo nella mia città, del quale io sono ovviamente contenta perché ha portato bene al centro-sinistra. Sicuramente fa impressione perché una coalizione che governa da 15 anni, anche di più poi in realtà, perché ci sarebbero da contare anche gli anni di Galan. Certo. Un centrodestra che governa la regione da tantissimo tempo e che si ritrova a litigare sul nome del candidato, a non riuscire ad esprimere, appunto, come dicevamo prima, neanche la data delle elezioni, ad attendere evidentemente, perché ormai è chiaro, input alieni, diciamo, da altre zone d'Italia, da Milano e da Roma, su quale sarà effettivamente il candidato o la candidata presidente, fa impressione, soprattutto per quanto riguarda forze che hanno sempre decantato ragionamenti e temi come quelli dell'autonomia, vederli in attesa o comunque vincolati a decisioni che arrivino da un'altra parte fa sicuramente pensare anche non solo per quelli che sono gli equilibri interni, ma quelli che saranno eventualmente in futuro gli sviluppi per la politica regionale. Senta, voi intanto vi state focalizzando sui temi invece, no? Avendo già il candidato, cosa che in realtà auspicano anche molti, in particolare della Lega, ma ancora senza avere il nome si fa fatica a fare quel passaggio. Allora, questa mappatura dei NEI, che è fuori dalla lista degli esami garantiti dalla sanità pubblica, ha sollevato di fatto una polemica. È intervenuto, abbiamo detto, Giovanni Manildo, parla di follia, chiama a raccolta i consigli comunali. Vediamo il servizio e poi lo commentiamo. Cancellare dalla sanità pubblica, dalle prestazioni pubbliche garantite, la mappatura dei NEI al fine di prevenire i melanomi è pura follia. L'attacco è diretto e arriva in ore che sono già di mobilitazione, con il Covesap, il coordinamento veneto di sanità pubblica, che ha annunciato una manifestazione di piazza per il 4 ottobre. La mappatura dei NEI, questo è il senso, è una visita che può salvare la vita, visto che il melanoma della pelle rappresenta il 5% dei tumori a livello regionale, con punte del 6% in alcuni territori come il bellunese. Da qui l'alzata di scudi anche da parte dei medici di medicina generale, preoccupati per il progressivo depennamento dell'esame dermatologico tra quelli garantiti dai livelli essenziali di assistenza e quindi dal servizio sanitario. Un conto è limitare la prescrizione, un altro cancellarne la possibilità. Ci schieriamo a fianco dei medici generali, dei comitati dei pazienti, dei sindacati, di tutti coloro che hanno invitato la Regione a fermarsi, perché la prevenzione è la chiave per una sanità pubblica efficiente. E proprio la sanità non può che essere terreno di battaglia politica in vista delle regionali, con il candidato di centrosinistra che chiama a raccolta anche i comuni. La mappatura dei NEI sarebbe solo la punta dell'iceberg di una sanità che scivola verso il privato. Invitiamo tutti i comuni ad adottare un ordine del giorno che faccia ragionare, faccia fermare la Regione su questo, perché la prevenzione è la chiave del nostro futuro.
Ecco, De Nardi, cosa ne pensa? È un tema centrale quello della sanità in questa campagna necessariamente, e qui abbiamo uno spunto specifico. Assolutamente, più in generale il tema della prevenzione, come appunto diceva Giovanni Manildo, è un tema fondamentale. Non solo in termini di salvaguardia della salute delle persone, di riduzione dell'incidenza delle malattie, in questo caso dei melanomi, ma ne potremmo citare decine, ma anche paradossalmente in tema di risparmi, perché intervenire con la prevenzione significa poi a lungo termine ridurre i costi per la sanità pubblica. Non è un vantaggio che si può vedere, perché si vedono di più le persone che si ammalano che non quelle che non si ammalano. Certo. Ma prevenire, in realtà lo dicono tutti gli studi, è un elemento fondamentale. Lo abbiamo visto con gli screening, la mammografia per il tumore del colon retto, ma appunto potremmo rimanere qui fino a domani a fare elenchi, papilloma virus e la vaccinazione. Certo. Il tema della sanità è un tema centrale, credo che lo vediamo tutti quanti, quanto la medicina di base si stia impoverendo e stia drammaticamente vivendo anni difficili. Chiunque vede il proprio medico di famiglia subissato di pazienti, perché vengono aumentati, perché diminuisce il numero, ma io sono mamma di una bambina di 9 anni, anche nel settore dei pediatri di libera scelta penso che i genitori e i nonni vedano costantemente questo problema. Un paio d'anni fa la pediatra di mia figlia è andata in pensione, è stata sostituita in rapida successione da una serie di sostituti. Quando è stato individuato la nuova pediatra definitiva, diciamo così, la persona al call center che mi aveva chiamato per chiedermi di individuare il nome della pediatra mi ha detto che ero fortunata perché ero l'ultima che aveva la possibilità di individuare un pediatra nel comune a fianco. I successivi andavano a 20 km. Ora pensare che magari famiglie che hanno problemi con l'auto, oppure i nonni che magari vengono spesso demandati alla cura dei nipoti quando stanno male perché il genitore deve andare al lavoro e magari non hanno l'auto privata, debbano portare a 20 km un bambino per di più in condizioni di salute non ottimali, ce la dice lunga di quanto sia un problema. Io ho solo una figlia di 9 anni, ma credo che 20 anni fa questi problemi assolutamente non ci fossero. Certo. Dimitri. Beh, io penso intanto che uno Stato, non conosco esattamente la questione di melanomi, l'ho sentita, l'ho letta, però a me piace sempre approfondirla e capire bene com'è la questione e qual è il contenuto della scelta che è stata fatta. Io penso e ho sempre detto che un paese civile, le due cose che deve garantire ai cittadini sono a tutti il diritto di poter studiare e a tutti il diritto di potersi curare. Dopodiché tutto il resto lo puoi anche delegare a strutture private della sicurezza, tutto lo puoi anche delegare fuori, ma tutti devono poter studiare e tutti devono potersi curare. Ora siamo in una situazione abbastanza ampia rispetto alla sanità, dove ci sono indicazioni che arrivano dall'Unione Europea di portare i livelli di spesa sanitaria a percentuali ben precise di PIL. Nel 2018, le elezioni sono il 3 di marzo, il governo si insedia il 1 giugno, si insedia nel mezzo una commissione speciale che valuta gli atti del governo Gentiloni che resta in carica. Io non vi facevo parte perché ero la prima legislatura, però sono andato ad assistere casualmente alla relazione dei magistrati della Corte dei Conti in termini di sanità. Questi hanno elogiato il governo Gentiloni per aver portato la spesa sanitaria al 6,5% del PIL, così come diceva l'Europa, però bisogna arrivare al 5,5%. Da ricerche che abbiamo fatto nei giorni successivi con altri parlamentari, uno addirittura era un docente di economia, di matematica in un'università siciliana, il 6,5% era comunque una spesa di non assistenza sanitaria. E quando tu crei non assistenza sanitaria crei uno spazio, e quello spazio che lo occupa l'assistenza privata. Domanda: chi è la grande sanità privata internazionale che fa lobby con l'Unione Europea? Le compagnie di assicurazioni, le banche d'affari, i fondi comuni, le aziende farmaceutiche. E chi occuperà poi lo spazio nella sanità privata locale? Gli stessi, con lo stesso percorso, e ascoltatemi che capiterà così, con lo stesso percorso che è stato fatto dalla grande distribuzione. I supermercati si sono mangiati le piccole botteghe che avevamo sotto casa, i centri commerciali si sono mangiati i supermercati, le multinazionali hanno preso i centri commerciali. Succederà la stessa cosa.
si crea lo spazio, nascono i piccoli centri privati e poi con il passare degli anni, fra 20 anni, fra 30 anni, la grande sanità internazionale fatta da questi signori che sono gli stessi che dicono all'Unione Europea, alla Commissione Europea di disinvestire agli stati e questi disinvestono, non occuperanno spazio. È questo il percorso. I più solerti a fare questo sono stati i governi di Monti, di Letta e di Renzi nei grandi tagli. Sono numeri e li dà carta bellotta, non me li invento io, quindi la fonte è tutta interna. Ma quello che deve preoccupare non è chi le ha fatte, ma è chi dà questo tipo di indicazioni e qual è l'obiettivo nel prossimo futuro. Quindi ci dobbiamo aspettare anche un medico di base privato, secondo lei? Ma può succedere di tutto, assolutamente. Ma verrà affiancato a quelli pubblici? Io penso che la sanità privata debba esistere perché io mi ritengo un liberista anche da un certo punto di vista. Debba affiancare quella pubblica, ma non deve affiancarla con gli spazi che la sanità pubblica crea ad arte per poter essere poi occupati. Un grande errore, secondo me, è stato quello, fatto ancora dal ministro allora Rosy Bindi, di poter utilizzare i macchinari che sono pubblici, pagati dai cittadini per le visite private. Se il macchinario è pubblico, lo usa il privato o lo stesso medico pubblico nel privato, quando ha esaurito la coda del pubblico, perché quando ha esaurito la coda dei soci che sono comproprietari di quel macchinario. No, io che sono comproprietario del macchinario, se ne vado a pagamento e quindi ripago il macchinario lo posso usare. È da là che parte, è un percorso. L'Unione Europea, il mondo internazionale, la finanza internazionale fa ragionamenti lunghissimi, di 50 anni e anche di più, un pezzettino alla volta, e non ci si accorge che ci si trova dentro. Parentesi e poi sto in silenzio. Quando nel 2019 cade il Conte 1 e arriva il Conte 2, la cosa che dice l'Europa è quella di tagliare le pensioni, aumentare le entrate e diminuire le uscite, tagliare le pensioni e fare la riforma del catasto. Tagliare le pensioni alzare l'età pensionabile è stato subito tolta quota 100 e quindi quello Conte 2 l'ha fatto subito. E poi quello di fare la riforma del catasto, e la Lega diceva che era una patrimoniale e tutti in primis Forza Italia dicevano che non era vero, si svolgeva in due fasi. La prima era quella di passare dal vano al metro quadro. Pochi sanno materialmente che cos'è un vano quantificato, però il metro quadro lo conoscono tutti, e tra il 2025 e il 2026 sarebbe stata applicata la nuova aliquota sul nuovo parametro e là si materializzava la patrimoniale. Questo è un esempio di come a livello internazionale si muovono per fare le cose un pezzettino alla volta, e questo è stato fatto in un lasso di tempo francamente molto breve, ma le grandi rivoluzioni sociali le fanno in un lasso temporale lunghissimo. Visto che abbiamo chiamato in causa i governi di centrosinistra, non so se voglia replicare su questo. Allora, noi non ci muoviamo come tutti i paesi da soli, in un ambito libero e completamente inesistente, lavoriamo insieme a una serie di altri stati nell'ambito di organizzazioni internazionali e sovranazionali che ci garantiscono stabilità economica. Negli anni delle crisi lo abbiamo visto più di una volta quanto l'appartenere all'Unione Europea, prima ancora alle comunità europee, abbia avuto la funzione di salvaguardare i nostri poteri d'acquisto nell'ambito appunto di momenti di estrema crisi. Lo abbiamo visto anche nell'ambito del Covid, quanto l'intervento delle strutture comunitarie sia servito a creare fondi che stiamo ancora utilizzando, che i comuni e lo Stato sta ancora utilizzando, il PNRR in primis, che sono andati a intervenire in tutta una serie di settori fondamentali per il Paese. Nell'ambito di queste strutture ovviamente appunto rinunciamo alla facoltà di fare qualsiasi cosa ci venga in mente, qualsiasi idea ci passi per la testa. L'obiettivo ovviamente è nei tavoli e nelle sedi dove vengono prese queste decisioni di contare. Se noi ci togliamo da queste decisioni, ci allontaniamo da queste sedi decisorie, ovviamente non siamo noi a poter dire la nostra su queste strutture. Senta, tornando... Se posso un attimo, sono d'accordo che bisogna contare, però contare non vuol dire assecondare. Oggi noi stiamo semplicemente assecondando. In Consiglio d'Europa a gennaio, da Forza Italia compresa, fino a tutta la sinistra, è stata votata una mozione che prevedeva di favorire l'immigrazione per compensare il calo demografico. Allora io, per compensare il calo demografico, pongo in essere delle azioni per aiutare le famiglie a far figli, per l'assistenza con i bambini, asili nido e tutto quello che ne consegue, e non
favorisco l'immigrazione per compensare il calo demografico. Quindi sui tavoli bisogna contare per dire la nostra e per essere dei portatori di interesse, non per assecondare quello che dicono gli altri. Senta, tornando ai candidati, lei le autocandidature dei trevigiani le ha viste, le ha vagliate? Io le ho chieste esplicitamente. Ma veramente non ce le ha? Le candidature certo che me le ha mandate, per forza che me le ha mandate, le ho chieste per scritto. Esatto, e gliele ha mandate quindi il giorno quando? dopo me le hanno mandate, subito. Le ha mandate subito. E quante ce ne sono di trevigiani? Ce ne sono, mi sembra, 22, adesso il numero non... Che sono quelle che si aspettava? Non lo ricordo, sì, fondamentalmente sì. Ci sono praticamente quasi tutti gli uscenti. Possamai mi sembra non abbia dato la disponibilità di candidarsi, e poi se sono altre, un'altra rosa. Qualche sorpresa? No, fondamentalmente no, assolutamente. Diciamo che il suo parere peserà, conterà? Di provinciale come degli altri provinciali? Se me lo chiederanno, non lo so. No, lei, ma adesso, a parte le battute, io penso che comunque all'interno del direttivo regionale ci sarà un filtro. Io però ho intenzione di coinvolgere già dalla prossima settimana, non da questa prossima che entra, diciamo, ma da quella dopo, sia i segretari di circoscrizione che i responsabili di sezione che delle varie circoscrizioni, perché se un segretario ha un proprio militante che si è autocandidato, primo deve saperlo, e se magari ne ha anche più di uno, è anche opportuno che mi dica quale preferisce dei due. E poi noi eravamo strutturati secondo le vecchie circoscrizioni elettorali che erano della Castellana, che era la mia, erano 12 comuni, quindi chi oggi le gestisce che mi faccia un po' una graduatoria, in maniera che anche io come provinciale e il direttivo provinciale possiamo esprimere una valutazione. Non è per mettere in difficoltà il direttivo regionale nelle scelte, ma è anzi per aiutare il direttivo regionale a fare le scelte secondo quelle che sono anche le aspettative del territorio che conosce i propri candidati. Abbiamo poco tempo, ma chiederei alla regia cortesemente di inquadrare il sito del Corriere della Sera. Il pesce dalla faccia sinistra, l'asino sardo, le trovate di Vannacci in vista delle regionali. Cosa pensa di Vannacci, Denardi? Quella del pesce è veramente inquietante. Spero, siccome ultimamente ho visto negli ultimi paio di giorni stanno fiorendo nomi nel centrodestra, mi aspetto che prima o poi arrivi anche lui come ipotesi. Credo sia impegnato in Toscana. Ho visto Fontana e Nordio sui giornali di oggi. Era proprio quello il motivo per cui dicevo questa cosa. Negli ultimi 2 giorni stanno fiorendo nomi. Non vorrei comparisse anche il suo, quantomeno per rispetto dei veneti. Sono molto distante, non dall'ambiente nel quale ha vissuto e lavorato Vannacci, assolutamente, perché in quell'ambiente ho tanti amici e tante persone che conosco, che stimo, che rispetto, per cui togliamo questo ragionamento dal tavolo, non è assolutamente quello il problema, anzi. Il problema è le modalità di espressione e i pensieri che esprime l'eurodeputato, che non mi appartengono e neanche rientrano nella vicinanza, diciamo, con i miei ragionamenti. Credo che il rispetto dell'altro, anche in termini verbali, sia la base per qualsiasi tipo di confronto politico. Poi ci si può confrontare sulle idee, avendole anche diverse, ma le modalità di espressione devono essere sempre rispettose e aperte al confronto e al dialogo, altrimenti non esiste nessun tipo di relazione anche politica, anche fra parti opposte. E le sue posizioni nel merito estreme, largamente, come posso dire, cerco di essere diplomatica, largamente vicine al razzismo e all'omofobia non mi appartengono assolutamente. Spero che il nostro paese ovunque possa essere rappresentato da persone di tipo diverso, sia appunto nelle modalità espressive sia appunto nei contenuti. Grazie. Abbiamo un minutino, Coin, per parlare di Vannacci. Cosa ne pensa di queste modalità? Peccato che non sono riuscita a farvi vedere anche la denuncia per body shaming di Borgia.
Io faccio solo una riflessione molto veloce. Vannacci ha messo in contrapposizione il politicamente corretto con il politicamente reale, nel senso una modalità diversa effettivamente, come è appena stato detto, di comunicazione, ed ha dimostrato chiaramente con la sua elezione al Parlamento europeo e con 500.000 di voti di preferenze scritte con il suo nome che la gente probabilmente del politicamente corretto sia abbastanza stancata e ha bisogno a volte di sentir chiamare le cose con il proprio nome, anche se questo magari è scomodo. Non ci sarà una via di mezzo? Gli equilibri, quando ci sono posizioni estreme magari poi si sviluppano nel corso degli anni. Ora siamo nella fase in cui un politicamente corretto ha, dal mio punto di vista, stravolto e anche devastato una società, e adesso sta emergendo un politicamente reale, che è quello che la gente ha dimostrato di voler sentire, cioè sentir chiamare le cose con il proprio nome, anche se il politicamente corretto ci ha fatto pensare che quel modo di chiamarle fosse un modo sconveniente, razzista, omofobo, piuttosto che in mille altre questioni. E questo è quello che emerge oggi, cioè una polarizzazione anche sul tipo di comunicazione nella quale c'è stato spazio per il politicamente reale, lo ha dimostrato in maniera molto molto ampia. Ci tocca fermarci qua perché il tempo è terminato. Io ringrazio moltissimo di essere stati con noi, invece Calmaro in montagna, vista la giornata, Barbara Denardi del Partito Democratico, Dimitri Coin della Lega. Vedremo il proseguo, naturalmente. Grazie in regia a Francesco Cerone e Antonio Pol. Vi ricordo, dopo di noi, itinerari turistici dedicato a Crocetta del Montello, e alle 13:45 il film Vi presento Tony Erdmann. Grazie per essere stati con noi, una buona domenica pomeriggio, appuntamento ai telegiornali di questa sera. Arrivederci.